Tra i protagonisti della 3 giorni della festa nazionale di scelta civica che si è tenuta a Caorle, perla del litorale veneziano, il senatore del Partito Democratico, il chioggiotto Felice Casson, pronto a vivere una nuova settimana di intenso lavoro a livello politico ma soprattutto tecnico. Si prepara una settimana, chiamiamola impegnativa, usando un eufemismo. Come quella passata, direi, nel senso che per mercoledì è stato finalmente fissato il voto della Giunta sulla decadenza di Silvio Berlusconi, ma direi che ormai i giochi sono fatti, nel senso che i temi sono stati sviscerati, la materia è molto chiara, la Costituzione è chiara, la legge è chiara e quindi si voterà per passare alla fase successiva per la decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Abbiamo parlato con Felice Casson tecnico, adesso parliamo con Felice Casson politico. Il 20 e il 21 c'è anche un appuntamento politico importante, l'assemblea del PD. Che rivoluzioni potrebbe portare? Ma io credo che non ci sarà nessuna rivoluzione, nel senso che si stabiliranno i particolari relativi al congresso. Il congresso sono convinto che debba essere assolutamente fatto, soprattutto che debba essere aperto, bisogna dare la possibilità a tutti coloro che vogliono di venire a votare al congresso per il Partito Democratico. Non deve essere chiuso agli iscritti, proprio nel momento in cui c'è bisogno di aprire le finestre all'esterno, di buttare giù muri e steccati nel Partito Democratico.